Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La Polizia di Stato di Venezia, grazie alla squadra mobile della Questura, ha arrestato una nota giovane pregiudicata già condannata per diversi reati contro il patrimonio, per i quali doveva scontare una pena di oltre 5 anni di reclusione. In particolare, la stessa sarebbe stata indagata diverse volte in passato per furto aggravato, furto con strappo, oltre ad aver commesso diversi furti in appartamento. La donna è stata individuata e rintracciata a Mestre nella serata di martedì scorso. È stata, come detto, tratta in arresto e una volta effettuati gli accertamenti di rito, condotta in carcere. Un'anfora attica a figure nere databile attorno al 500 a.C. è stata recuperata dai carabinieri e consegnata questa mattina al direttore regionale Musei del Veneto. L'anfora era stata acquistata dall'ultimo detentore nel 2016 in un'asta londinese. Precedentemente apparteneva a una collezione privata belga che nel 1935 fu data in deposito al Museo Reale di Arte e Storia di Bruxelles. L'anfora è stata sequestrata nel settembre 2022 dai carabinieri perché, tra l'altro, in materia di compravendita di beni all'estero, il contratto di acquisto di un bene storico non costituisce idoneo titolo di proprietà. E in piazza San Marco si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei diplomi ai neolaureati dell'Università Ca' Foscari delle sessioni straordinaria bis 2021-2022 ed estiva 2022-2023. Sul palco è salita anche Chiara Pravato, la migliore studentessa dell'area umanistica, iscritta al corso di laurea in Scienze del Testo Letterario e della Comunicazione della Facoltà di Lettere Moderne, insieme agli altri neolaureati che hanno ricevuto il diploma di laurea dalla rettrice. Hanno poi ritirato il doppio diploma i laureati del Collegio Internazionale e dell'Università di Groningen. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco. Un nuovo allestimento più ordinato e composto, chioschi completamente rinnovati sulla base di un progetto approvato dal Comune di Venezia e dalla Soprintendenza e vista sul Canal Grande non ostacolata dalla merce esposta. Dopo 3 mesi di lavori di riqualificazione è stato restituito alla città il mercatino giornaliero in Rio Terrà dei Sabbioni, una laterale di Lista di Spagna, a 2 passi dalla stazione ferroviaria di Venezia. Il progetto, presentato da Ascom Venezia e approvato dagli enti coinvolti, ha comportato una spesa di circa 275.000 euro, sostenuta dalle aziende intestatarie delle concessioni di quell'area. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.